Però la signora faceva finta di non farlo, ma lo faceva e chiedeva. 150 prima, 300 e 100, 400, ma hanno restato l'ultimi 100. 100 euro. Sì, signora, mi tratti d'amico. Sì. Per 100 euro, salvo a sta camicetta. Ecco, bravo. Signor La Rosa, se no la camicetta ci desse 100 euro, il paradiso ho visto. Bravo. E il paradiso. Come arrivai in troppo paese mi disse grazie, se pensavo che io sono arrivata. Grazie, è troppo gentile. Sì. Mi può lasciare qua. Io un pazzo scatanato. Certo. Ho anguto l'occhio ma avevo diventato russo. Sì. Ci ma come già arrivavo? Dice sì. Sì. C'era l'albergo. Mi disse sì, dice io alloggio qua. Se mi vuole venire a trovare mi disse da oggi fino a domenica prossima sogno qua. Sì. 50 euro e sarò tutta tua. E io ci avevo dato 500 euro solo per lavare questa maglietta e cose. Quindi io ora mi sta venendo un dubbio. Aspettate un attimo, fermi, scusatemi. Quindi che dubbio le sta venendo in Può questo... essere che sogno scemo? Non lo so, fate voi, 50 può essere... euro. Sì. Grazie, siete degli amici. Come se vuoi non mi è successo mai una cosa di questa. Quindi lei ha regalato 500 euro a questa signora che faceva tutta quanta, insomma, la sostenuta e poi invece si spogliava. Quando con 50 euro ci passeremo delle ore meravigliose. Vabbè, comunque... È una settimana storta, signora, una settimana storta. A parte il fatto che ora il cavaliere Raciti se ne stornava dal paese. Sì, ora che il commendatore Raciti è il più ricco del paese e aveva la casa in campagna e lui nel mese di giugno si trasferisce in campagna. Una casa con la piscina. Casa bella. Una casa bellissima. Una villa. Una bella villa, siamo vicini di casa quando abitiamo al paese, ci vogliamo bene. E mi telefonavo, mi dice per cortesia, siccome mi volesse portare il pianoforte da casa in campagna, ce lo dice a tuo cugino Affio se calapa, mi facete un viaggio, mi portate. Un trasloco. Un trasloco. Sì. Io mio cugino Affio ce l'ho detto, giustamente che abbiamo un pianoforte, non come ha chiesto. Questo è piccolino. Quello con la coda lunga. Sì, questo è un quarto di coda, invece quello è coda lunga. Con la coda lunga, come ci trasce da lapa? Magari che ci metta a cosa sporge troppo, pisa che sai da lapa. O dirà la prima chiamata battevo ma una rete, non poteva essere. Non può essere. Allora, vedi l'intelligenza che cosa serve? Certo, esatto. A cosa serve? A cosa serve? Me lo chiedo io, quando vedo lei me lo chiedo. A cosa serve l'intelligenza? A trasportare il pianoforte con la lapa. Sì. Perché siccome il pianoforte c'ha di rote, sutta, io pigliai la corda, attaccai in do paracabina, la corda lunga, il pianoforte attaccai in da corda. Io acchianai, do cassone che teneva la corda, ci disse Alfio tu cammina piano piano fino a quando eravamo nella casa in campagna del commendatore Raciti. Alfio io partivo magnifico, ogni tanto si votava e dicevo ok, controllava che tutto fosse a posto. Che è? La prima curva. Che è successo alla prima curva? La lapa giravo. Io pianoforte ce ne ho certo, ma io dico ora... Il pianoforte costa un sacco di soldi. Lo so, tra l'altro il pianoforte a coda costa parecchie migliaia di euro. Meno male che è un periodo che l'erba è giauta tanta, e c'ho l'erba ci fece da materasso. Ho capito, perché è finito sull'erba. Sì, do pianoforte scende qua. Di quanto pisa si risucava la lapa che aveva restato un do stradone. La lapa, meno male che non cascava su proprio pianoforte. Certo. Ma io non immagino, un pianoforte e la lapa vicino, non sapevamo come fare. Strughiamo, vedi l'intelligenza che fa fare. Certo. L'intelligenza. Strughi la corda, mise la lapa a moto, io ammuttavo, e chiamiamo un dastra. Perfetto. Un pianoforte era da sotto. Certo. È pesantissimo. Come chiamiamo? Non lo so. Meno male che abbiamo fermato a uno, il quale si fermava, questo gentilmente, con grande generosità e senso del rispetto, del sociale, dell'amicizia delle persone, ne desse una mano a chiamare un pianoforte da sopra. Bravo. E poi fosse 50 euro. Scusi, ma allora che rispetto del sociale è? Che generosità è? 10 minuti ci stasse. Piano piano, io stavo a tendere e io che accompagnavo, arrivavamo finalmente a casa del commendatore. Meno male. Ci sono io, campanello, prima spondare i cani, dopo un quarto d'ora viene la signora. Lo so. Nelle ville ci sono i cani che non appena sentono qualsiasi rumore arrivano. Arrivano i cani. E noi continuavamo a suonare perché un cane non poteva rapere. Certo, no, assolutamente. Ne abbaiavo, ne faceva scandare. Sì. E io ancora stai da dopo qualche quarto d'ora viene un cameriere che sta sempre in campagna, che si fa un giardiniere.
Cioè, come mi visti, io so cosa faceva, pigliavo 5 euro, mi viene e mi dice, buon uomo, vado a suonare a un'altra banda. Ma che l'avevano preso per un mendicante? Ma che mi sta pigliando? Pa' la mosena mia. Ma cosa di impazzire? Cioè, se io sogno l'Eterio Scalisi, dice, ma lei con sta contando per l'Eterio Scalisi? Ma lei è mia, non mi riconosce. Dice, no, veramente no. Cioè, se io sogno che faccia la televisione, la televisione. Dice, con signor La Rosa, dice, con signor La Rosa. Ah, meno male, sì. Dice, mi scusi, pigliami la più no, quindi mi ha riconosciuto. Ha riconosciuto, a lei no. Sì, vabbè. Basta, entriamo in questo pianoforte, la signora, gentilmente, una volta che arrivavamo, dice, ora voi di qua non vi muovete più. Oggi passate la giornata qui da noi. Gentile. C'era una bella festa, c'era la piscina. Dice, vi fate il bagno qua. Signora, un bagno come non facciamo. Perché? Che siamo senza costume. Dice, beh, che ci vuole? Dice, no, dice, ve li posso prestare io. Dice, signore, ma non lo so. Dice, vi do quelli di mio marito. Un commentatore recite che pesa 160 kg. Come fa? Sono misure troppo larghe. Misure troppo larghe. Io ci dico, guardi signore, io bagno non me ne faccio, io la ringrazio, ma resto così. Mi cucino la no, io non lo faccio perché non ho mai fatto mai un bagno nella piscina. E se invece dare un costume da commentatore recite? Non ci stava. Certo. Per non fare sì localare, c'è per fare un gruppo davanti. Cioè praticamente che fece? Pigliavo un costume, utravo tutto avanti così. Ci fece un gruppo. Capisco. Il primo, io il secondo, per stringillo. Che? Un gruppo là solo da fuori. Invece? Lui per non fare vedere che era corruppo, piglia su giravo, io gruppo su mi sa partire. Ho capito. Quindi? E quindi mi sciuto allo spogliatoio. Sì, con una... Che pare che aveva la vagina. E tu ti pare con italiano. Guardi che avevamo già capito, No, voglio dire, ma tu... Ha ragione, lasciatelo di fuori e fai capire che c'è un nodo. Il cervello perché ce l'hai, no? Appunto. Intelligenza perché la usi. Ti metti il tuo costume largo, anche, no? vedi per quante cose serve l'intelligenza. E io passavo, dai, non ti devi tutto da cosa. È tutto italiano, io ci passo con italiano, piso obbedizia. Fino a quando arrivavo vicini mia, come arrivavo vicino di mia, la vergogna. La vergogna. Lo so, lei... Era di Natale che non si lavava i piedi. Aveva l'ugna di pere. Quindi eravamo in estate, immaginate, 6 mesi circa, 6 mesi. 6 mesi circa, Carusi, l'ugna dei piedi, lunghe tante l'ugna. Terribili. Tutti ignuri! Vabbè, ma non c'è bisogno di dirlo. Tutti ignuri, io come ci visto di vedere, c'è stato disgraziato. Se gli occhi ci cascano dei tuoi piedi ai cristiani, non diventano orbi. Nasconditi questi piedi. Allora io che se ne accorgevo, perché vedevo i piedi degli altri, no? Che erano curati, puliti. Pare che aveva 5 pinni. Una pinna andò dietro rosso, una pinna andò là. Si cominciava a mettere questi piedi da così che non si voleva fare vedere a noi. Allora c'è assettati da mucci i piedi. Io ci volevo dire, assettati da una seggia e i piedi i mettete su. Invece io si mise i piedi così e se ci assettavo d'un goggio. Come 17. Certo. Con giugna. Affilate sono le unghie, soprattutto quando sono lunghe. Si seccavo tutto in dopo, tutte cose. In silenzio, piangeva, ci vedeva scendere i lacrime. Certo, perché fanno male. I gente passavano, vedevano, accettato da maniera. Che faceva, ci faceva, scusi, lei yoga? E io diceva, picchia, mi sto vedendo i carti. Ma che c'entra? Lei yoga? Forse... Non nel senso di giocare a carte, nel senso di fare lo yoga. Ma io non lo capivo. Arrivato a un certo punto ci disse, disgraziato, io ti volevo dire di assettarti in una seggia, i piedi te li metti sotto la seggia. Giusto. Io si assettavo parte da corsa per non fare il sangue che ci scolava tutto da sotto. Parte da corsa, se ho assetta in una seggia, ma io non lo so, segge di ferro. Sì. Ci sono spesso a bordo piscina, nei giardini, queste sedie di ferro. A mezzogiorno e mezzo. Sono calde, è vero. Ci sono e sono calde. Con sole che spaccava i piedi. Caldissime. S'assettavo come s'assettava un ciauro di carne arrostita. Prima di pila bruciata e poi di carne arrostita. Capisco. E si fece l'autruchiando, assettato questa volta. Ma poi chianci senza muovere manco un muscolo da faccia, ma perché non si vuole fare vedere, vuole mimare, insomma, vuole nascondere. E mi disse solo, se non mi suso subito, stai morendo. Ci disse, susiti e abiti nella piscina. Fatti il bagno. Io si susi,
fece 4 passi, io visti di dietro, aveva tutto il disegno da seggia stampato di dietro. Tutto al sangue, allo certo, sì. Oh. Cose che non ne ho visto mai. Feci di 5 passi, se ne un trampolino, feci il primo salto. Il secondo, l'ugna, si ci azzeccarono un trampolino, arrestavo a testa sotto, a chi piede alle patte che faceva da così. Non ci posso credere. Entra ed esce dall'acqua. Non ci posso credere, non ci posso Pare credere. che aveva i rampini. Ci hanno buttato fuori dalla villa del commentatore Raciti, Nini Emoci, sei disgraziato, mi hai fatto fare con una persona che voglio bene e rispetto. Perché è l'uomo più ricco del paese. La più grande malacompassa della mia vita, c'è adesso. E poi di un te viene che fai la pipì, da piscina. No! Mi disse, ma io so che la fanno tutte. Sì, può essere, ma non sopra il trampolino. No! Ma certo, perché effettivamente purtroppo ed è uno dei motivi per cui nelle piscine pubbliche forse è meglio spesso non fare il bagno, qualcuno, soprattutto i bambini, ma non solo, fanno la pipì, ma dentro l'acqua, no, da fuori. No, trampolino, mentre fai a così. La cosa vera, e chiedo a Diletta di avvicinarsi per dei saluti, la cosa vera è che lei e suo cugino Alfio dovete restare al paese, non dovete uscire, non vi dovete fare vedere. È sfortuna, è sfida. Ne parliamo dopo, ci sono altre storie. Il signor Litterio Scalisi.